Bello? Oggi mega giro con mega gruppone col Kenny. Allora, Falcade, Passo Valles, No, perché no, Porcella cioè, dovevo Venezza, provarlo, non funzionava. Baita Segantini, E San io Martino, Altopiano delle Pale, Gares. robe incredibili. E va in funzione. Però bisogna che provi. Pit stop, acqua. E siamo sulla ciclabile che va verso Falcade. Siamo già a Falcade lungo la ciclabile. Eccoci qua, Falcade Village. Mulas davanti a noi. Adesso prendiamo l'impianto qua a Falcade e su in cima. Adesso si sale con l'impianto. Fino in cima. Primo troncone fatto, Busa della Bolp. Arrivati in cima anche il secondo troncone. In arrivo al rifugio Laresei. Iniziamo già a andare giù a caso, giù per sentieri natural. Oh! Bello! E noi dovremmo arrivare super di là, su dritti di qua. Qua si continua a spingere forte. Quello che abbiamo fatto. Ma che bei cavalli! Ehi! Si scende su sentieri naturali verso Baita Segantini. Si vola. Che rifugio è lo? Della. Sentieri naturali, aquaplaning derapage. Bello. Bello. Il ghiacciaio Travignolo che ci guarda e si sale. Un passaggio a Baita Segantini. E dal Rolle si scende verso San Martino di Castrozza. Ande Kenny! Percorso ciclopedonale, passaggetto simpatico. Altro impianto, arriviamo su a Rosetta, Baita Col Verde, uno stop, e da Col Verde si vede la ferrata che va su dritta lì. Poi si fa il giro dietro. Metri di slivello dalla funivia. Eccoci qua, usciti dalla cima Rosetta. Ma che panorama lunare! Oh, là bisogna fare una bella storia. Ciao! Arrivando al rifugio Rosetta. Rifugio Rosetta. Paesaggio lunare da qui. Tofana di mezzo, Antelau. Ma che spettacolo!
Passaggio in strapiombo. Si continua verso Malga Campigat. Vedo franoso. Arrivando alla baita. Arrivati Malga Campigat. E da Malga Campigat bello qua. Jolly Capanna Cima Comelle, ci rinfociliamo e siamo alla macchina. Cencenighe, piazza di Balù. Qua siamo in piazza Balù. Che dire, giro epico anche oggi, una figata, uno di quelli da fare una volta almeno ogni estate, spettacolare.